non è proprio automatico che da un giorno all'altro si possa partire. Noi pronti siamo pronti, appena ci dicono quali sono le regole giuste e ufficiali, le studiamo e nel giro di qualche giorno partiamo. Però ci serve sapere quali sono le regole ufficiali. Per essere pronti sono pronti, ma il percorso tra un protocollo e l'altro non è affatto in discesa. I punti da chiarire per i centri estivi sono tanti, dai profili di responsabilità in caso di contagio alla fattibilità del distanziamento, soprattutto tra i più piccoli. Dire che i bambini devono stare tutto il tempo a 2 metri di distanza l'uno dall'altro e anche gli operatori a 2 metri di distanza da loro mi sembra un po' eccessivo. Cioè, è impossibile. Insomma, si invoca il buonsenso nella speranza che le nuove regole vengano diffuse quanto prima. Io spero che non ci siano troppi che vogliano dire le regole ufficiali. Spero che sia delegato alla Regione la scelta di queste regole e che siano delle regole che abbiano anche un po' di buonsenso all'interno. Sicurezza che però non va a braccetto con la sostenibilità economica del servizio né con i fabbisogni delle stesse famiglie. Solo la cooperativa Comunica nella Marca gestisce 30 centri, solitamente i bambini coinvolti sono 4.000. Con le nuove regole andremo a ridurli a 1 migliaio se non ci sono delle modifiche. Con le regole che abbiamo visto nei protocolli fino adesso andremo a ridurli a 1 migliaio, forse anche meno di 1 migliaio. Da qui l'insoddisfazione per la misura contenuta nel decreto rilancio che stanzia 150 milioni per i comuni finalizzati all'abbattimento delle rette. Ma 150 milioni diviso gli 8.000 comuni italiani fa meno di 20.000 euro a comune, è veramente una miseria rispetto a quelli che sono i costi. Inevitabile quindi guardare ai bilanci, anche i centri estivi sono imprese. Un po' di paura l'abbiamo anche noi, anzi parecchia.